Buonasera mister, intanto complimenti della vittoria. Allora, BPTV, due domande. La prima, allora, ti aspettavi un Pavia così combattivo? Assolutamente sì, un campionato che ha questi canoni qua. Tutte le squadre sono attrezzate, sanno coprire bene il campo, sanno prendere contromisure. Abbiamo fatto una partita difficile anche per insomma, un'abitudine magari ad un terreno di gioco che è meno fluido di quello su cui giochiamo abitualmente, però insomma ci aspettavamo tanta combattività. È chiaro che se riesci un po' a chiuderla la partita hai delle possibilità diverse. Noi abbiamo sciupato qualche occasione di troppo, loro sono state brave a rimanere in partita e alla fine la vittoria credo meritata, però insomma va fatto, sicuramente vanno fatti i complimenti al Pavia per come ha giocato. Hai scelto di aspettare molto prima di fare il primo cambio? Volevo chiederti solo il perché di questa scelta. Perché abbiamo pochissimi cambi. Oggi avevamo 10 giocatrici fuori, 10 giocatrici fuori non se lo può permettere nessuno, e tra squalifiche e infortuni purtroppo di lungo o medio corso, e quindi anche il cambio che avevamo in panchina abbiamo dovuto aspettare fino all'ultimo, perché era una situazione difficile, perché dopo hai poco altro. Abbiamo portato in panchina delle ragazze infortunate, abbiamo fatto fare un quarto d'ora a Pirone che non era in condizione di poter giocare, però visto che avevamo bisogno comunque del suo supporto abbiamo deciso di schierarlo nuovamente. Però insomma ecco, purtroppo un periodo così che speriamo termini presto. Grazie mister, in bocca al lupo per le prossime. Grazie a voi. Buonasera mister, qui BPTV, due domande. Sicuramente un gran peccato oggi, mister, non essere riusciti ad agguantare il pareggio, perché il Pavia ha fatto veramente una prestazione buona. Ti faccio una domanda, oggi veramente lo spirito in campo è stato eccezionale, le ragazze hanno messo un'intensità incredibile. Non è un peccato che forse questo spirito sia un po' mancato in altre partite sulla carta più abbordabili? Ma allora, intanto io sono d'accordo con te, abbiamo fatto un'ottima partita, le ragazze hanno veramente dato tutto e questo per noi è molto importante per il percorso che stiamo facendo. Abbiamo lasciato lì dei gol importanti, devo dire che forse anche il pareggio ci stava stretto oggi e quindi siamo molto contenti. Alcune altre partite non abbiamo giocato allo stesso modo, però stiamo parlando delle partite all'inizio, perché dal Genoa in poi la situazione è cambiata. Abbiamo avuto un calo con l'Arezzo che arrivava dopo la pausa natalizia, in cui comunque ci sono state determinate situazioni da gestire, e poi abbiamo ripreso con lo stesso piglio che abbiamo finito. Insomma, Lazio, Parma, Ternana, ce le siamo giocate tutte, ripeto, oggi sarebbe dovuto arrivare al risultato. Mister, in occasioni come queste non ti rammarichi un po' forse di avere tre infortuni di una rosa che si è inevitabilmente accorciata nel corso di questi mesi? Ma no, non mi rammarico per nulla, nel senso che il problema è quando non riusciamo a giocare in 11. Quando siamo in campo in 11 per me non è un problema, le ragazze hanno dato tutto, sono qui sia quelle che hanno iniziato, sia quelle che sono entrate, sia quelle che erano a disposizione per entrare. Sicuramente avrebbero fatto una bella partita. La nostra grossa forza è che noi abbiamo tutte ragazze che ci mettono testa, impegno e tutta la qualità che hanno, quindi va bene così. Grazie mister, in bocca al lupo per le prossime. Grazie.